Dopo la fondamentale affermazione della scorsa settimana contro il Lecce, il Chievo di Pioli si presenta a Torino alla ricerca della felicità matematica. Di fronte alla Juve dell'ex Del Neri, che complici i passi falsi di Lazio e Roma scende in campo decisa a giocarsi le sue ultime carte per un posto in Champions League. Sulla carta si tratta di una sfida da giocare con il coltello tra i denti, sul campo pure. Arbitro dell'incontro il signor Gervasoni di Mantova. Per i padroni di casa le cose si mettono subito bene. Al minuto numero 13 Gervasoni premia con il rigore lo svenimento di Pepe su un buffetto di Sardo. Sul dischetto l'inossidabile Del Piero che calcia di prepotenza e fa plin plin. Sorrentino intuisce ma non può nulla. Juve 1, Chievo 0. I bianconeri provano a chiudere la pratica 2 minuti più tardi con Aquilani, che trova il tiro a voragine di Gialappica memoria, ma incontra l'opposizione di Santo Stefano da Cava dei Tirreni. Il Chievo non ci sta e inizia a pungere in contropiede. Al 25esimo Jokic semina Barzagli e scarica dinamite sulle mani di Buffon. Palla in angolo. Sul corner ci prova anche Andreolli, che sovrasta grosso ma incorna fuori alla sinistra di Buffon. Il secondo tempo si apre con Pioli e Murelli in piedi a studiare le contromosse, ma dopo neanche 10 minuti è la Juve a trovare il raddoppio con Matri, abile a sfruttare una bella verticalizzazione di Del Piero e ad anticipare l'intervento di Andreolli. Niente da fare per Sorrentino, che viene battezzato sul suo palo dal tocco del centroavanti di Sant'Angelo Lodigiano. Juve 2, Chievo 0. I bianconeri ci prendono gusto, ma quando Krasic fallisce il colpo del KO tutto solo davanti alla porta, il vaso di Pandora si scoperchia e libera l'orgoglio giallo-blu. Al minuto numero 68 Sardo corregge sul palo la punizione di Bogliassino. Uribe rompe sulla palla in sacca da 2 passi. Rete da predatore d'area per la punta Made in Colombia, che anticipa tutti scaraventandosi sulla sfera e riporta il Chievo in carreggiata a 25 minuti dal termine. La piccola crepa nel muro bianconero diventa crepaccio un minuto più tardi, quando Pellissier fucila il secondo palo e il solito Sardo anti-Juve non si fa pregare nel punire Buffon con il piattone. L'espressione del portiere juventino è incredula, ma Gennarino da Pozzuoli risponde presente per la terza volta in 4 partite contro la Juventus e rimette in equilibrio le sorti dell'incontro. Gol fondamentale che significa salvezza matematica. La Juve fa tilt e quando al 26esimo Jokic pesca Pellissier sulla corsa e solo il santo protettore dei portieri a salvare Buffon dalla capitolazione, urla al cielo per il capitano. I bianconeri provano la reazione sul corner al 36esimo, ma la deviazione di sterno di Chiellini va a sbattere sul palo. Tutta la compagine juventina è rovesciata nella metacampo giallo-blu e quando Rigoni riesce finalmente a sbrogliare la situazione, la follia calcistica sale in cattedra. Capitan Pellissier inserisce il turbo boost, salta Buffon, una telecamera, un fotografo, 4 raccattapalle e mette in mezzo una palla con la scritta vittoria. Uribe fa una cosa che è considerata reato in almeno 50 stati del mondo e il risultato purtroppo non cambia. La Juve non è doma e a 2 minuti dal termine prova il colpo di Reni con Toni, che riesce a pareggiare il conto dei pali ma nulla di più. E la partita termina qui, con un punto che condanna la Juve a ridimensionare i propri sogni e conferma il Chievo nell'Olimpo del calcio per la 10ª volta. Serie A doveva essere, Serie A sarà.